Buongiorno, eccoci, buon sabato, eccoci in diretta, ben ritrovati. Partiamo un'ora prima con un'edizione straordinaria oggi, in questa giornata che ha davvero dello speciale. Non lo facciamo per fortuna per eventi diciamo negativi, lo facciamo per questa 3 giorni alpina splendida che vi stiamo già raccontando da ieri. Saremo in diretta oggi fino ai telegiornali della sera, che saranno l'unica interruzione, perché poi riprenderemo la sera e poi lo sapete domani dalle 7 di nuovo in diretta per raccontare la sfilata di questa 95esima adunata nazionale degli alpini, che ha come sfondo una delle città più belle del Veneto, Vicenza, con Piazza dei Signori, il Teatro Olimpico, Campo Marzo. Allora, andiamo subito in diretta, vi dico subito che noi andremo avanti fino alle 13 con questa straordinaria, poi partirà il lungo pomeriggio alpino con il lancio dei paracadutisti da Parco Querini. Intanto 2 ore insieme in cui ci saranno alpini certo, ma anche come sempre gli aggiornamenti di cronaca. Allora andiamo in diretta dalla nostra Luisa Bertini, uno dei tanti nostri colleghi sul campo oggi a Vicenza fino a questa sera insieme ai colleghi tecnici. Luisa Bertini che è con Federico Cibotto, e vedo anche un ospite dalla cittadella militare degli alpini di Campo Marzo. Buongiorno Luisa. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Ovviamente Vicenza è invasa dalle penne nere già da ieri, grandi festeggiamenti sia in termini di cerimonie ufficiali sia in termini di festa vera e propria delle persone. Qui a Vicenza, città che conta circa 100.000 abitanti, ne sono attesi ben 400.000 e oggi il movimento si vede, è tangibile. Io vorrei farvi vedere alle mie spalle, come anticipavi tu, noi siamo alla cittadella degli alpini, nella parte dedicata all'esercito. Ecco il flusso di persone, tanto per darvi una dimensione: ieri ne sono arrivate circa 45.000 e oggi già questa mattina soltanto circa 5.000. Io sono in compagnia del tenente colonnello Antonio Esposito. Buongiorno a lei. Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori in visione in questo momento, che ci conduce a fare un brevissimo giro, perché poi dopo ovviamente nell'arco della diretta alpina torneremo qui a farvi vedere anche altro, perché qua ci sono tutte le attrezzature e le specialità dell'esercito. Allora partiamo un attimo da qua, partiamo da quello che vediamo e vi portiamo con noi a scoprire tutte le varie attrezzature e le specialità. Ecco, cosa vediamo qua? Sì, qui ovviamente è in esposizione tutto quello che sono i materiali in uso al nostro esercito italiano, chiaramente in specialità alpina, visto che ovviamente la festa alpina, la donata degli alpini. Ovviamente iniziamo col punto di soccorso, che è fondamentale per la sicurezza per un evento del genere. Loro sono i nostri militari, c'è il sottufficiale infermiere, c'è l'OSL che ci dà una mano ovviamente in caso di necessità a tutto il pubblico che è qua dentro, in modo da garantire quel primo soccorso necessario, perché questi eventi possono sempre avere qualche piccola defaillance, normale, col caldo che c'è uno beve poca acqua, si trova un attimo ad avere un mancamento, e soccorriamo subito in collegamento col piano della sicurezza sanitaria della città di Vicenza con il 118. Siamo in stretto contatto e facciamo il nostro lavoro. Ecco, voi siete abituati ovviamente ad essere sempre presenti e sempre pronti a qualsiasi evenienza. Sì, perché qui abbiamo ospiti veramente con un flusso di fiume di gente che ci sta salutando e ci rende felici, perché vuol dire innanzitutto che la città è contenta, e noi ringraziamo tutti coloro che sono venuti oggi e verranno anche fino a domani, che siamo aperti fino alle 18. Per cui è bello che la città risponda e noi siamo qua per ospitarvi e raccontarvi un po' del nostro esercito e della tipicità alpina. Come vediamo adesso stiamo arrivando a quello che è una delle cose che ha attratto molto i bambini e i ragazzi, ossia la palestra di roccia. Questa è la palestra di roccia che simula praticamente l'attività che fanno in montagna i nostri alpini sulle pareti vere. Chiaramente qui non potevamo mettere una parete di roccia vera, è una parete a roccia attrezzata, fatta apposta, che è quella che usiamo anche in addestramento normale noi alpini, e quindi vedi i bambini che si divertono, e c'era la coda anche ieri sera fino a tardi, come per il ponte Malaiano, che potremo vedere e nell'arco dei vostri collegamenti quando vorrete, in modo tale da far vedere quello che i nostri alpini fanno nella realtà sulle rocce, sulle pareti rocciose durante il percorso estivo dell'addestramento
addestramento alpinistico di montagna. Quindi dovete essere anche molto pazienti per Meno male, i bambini, è stato bellissimo che i bambini sono uno spettacolo, è veramente vederli andare su senza paura, da piccoli a grandi, è veramente apre il cuore. Ecco, e a proposito di cuore, qua effettivamente c'è anche tanto cuore per tutto quello che viene espresso da voi, così come dall'Associazione Nazionale Alpini. In questi giorni c'è stato un abbraccio collettivo da parte di tutta la città. Ieri l'abbiamo visto anche nella cerimonia in Piazza dei Signori, la cerimonia d'apertura. L'inno è stato partecipatissimo e tutti hanno intonato le note dell'inno. La Piazza dei Signori, diciamo, faceva battere il cuore proprio perché era pienissima di persone per l'alzabandiera e anche per la deposizione della corona ai caduti. Quindi chiedo anche a lei qual è l'emozione di vivere questa vicenda. Assolutamente, le nostre cerimonie militari nascono e iniziano con l'alzabandiera, che per noi il tricolore è fondamentale. Quindi una volta fatto quello è il doveroso omaggio ai caduti e chi ci ha preceduto e ha donato appunto la vita per renderci liberi in questo momento, è chiaramente uno dei passaggi fondamentali per noi militari in generale. L'esercito fa ogni volta così e quindi vedere la gente che partecipa per noi è un grande onore, perché sono quei valori che ci hanno cresciuto e continuano a crescere anche nelle attuali famiglie, che ovviamente possono ammirare in questa cittadella come nell'altra cittadella della protezione civile quello che realmente facciamo noi dell'esercito e gli altri colleghi dell'ANA. Ecco, adesso noi vi mostriamo altre due tappe, questa tenda, e poi dopo ci sposteremo all'elicottero e chiuderemo il nostro collegamento. Intanto parliamo di cosa stiamo vedendo praticamente qua. Questa è una novità importante, perché praticamente questi sono i materiali che sono in sperimentazione per il personale che sta lavorando in articità. Cosa vuol dire? Noi abbiamo delle truppe alpine, la brigata taurinense in questo caso con il secondo Alpini, che sta testando questi materiali che sono di nuova generazione per fare lavori e comunque attività in montagna. Questa tuta che vediamo qua, il manichino bianco, è una tuta che protegge fino a -60, quindi la gente tranquillamente può andare in qualsiasi terreno compartimentato montano ed avere questa possibilità di essere protetti. All'interno poi ci sono ulteriori equipaggiamenti da -30, c'è la razione viveri che si mangia in montagna con tutto quello che si può, che col freddo deve essere ben diversa dalla razione viveri che normalmente usiamo in addestramento. Quindi tutto materiale interno che viene testato per creare appunto questa capacità di lavorare in montagna nel miglior modo possibile, anche a temperature proibitive. Ci spostiamo verso l'elicottero, che è un'altra delle grandi attrazioni. Diciamo l'elicottero, ovviamente, che adesso qua vediamo in questa fase, che è un po' più tranquilla per passare, attenzione, e ovviamente l'elicottero è del 4° Reggimento Aves Altair di Bolzano ed è quello che ci supporta nei nostri movimenti addestrativi e operativi. Ovviamente qui c'è schierato la B205, il classico elicottero multiruolo che appunto è compagno di vita nel nostro esercito e tutte le diverse truppe sia alpine che non alpine, ed è quello che utilizziamo appunto per le varie attività estive. Ieri il lancio dei paracadutisti, per fare un riferimento a quella che è stata la cerimonia di ieri mattina con la discesa del tricolore, della bandiera dell'ANA e della bandiera dell'esercito, chiaramente era un elicottero di questi che ha portato l'equipaggio del centro sportivo esercito paracadutismo di Pisa e ha fatto sì che potessero lanciarsi ed arrivare così nell'apertura della cittadella, l'inaugurazione ieri mattina alle 10:30 puntuali. Possiamo avvicinarci un po' per fare qualche immagine, giusto per i nostri telespettatori, perché effettivamente non capita tutti i giorni di vederlo così da vicino, quindi io invito anche il mio collega Federico Cibotto, che mi sta accompagnando in questa lunga maratona, magari a fare qualche immagine particolare. Non so se c'è qualcosa di particolare da poter dire. Assolutamente, questo chiamerei ovviamente un tecnico, perché io conosco, supervisiono tutto, ma è giusto far parlare chi impiega questo veicolo, perché sono i ragazzi appunto qua che sono disposti a raccontarvi. In questo caso possono salire, vedere come si sta seduti su un elicottero, vedere cosa vede il pilota dalla cabina di pilotaggio, per far capire l'importanza di impegnare bene questo mezzo. È un velivolo che quindi vola, porta del personale, equipaggio, quindi deve essere assolutamente molto preparato chi lo pilota e chi lo gestisce all'interno. C'è un assistente di volo, come in tutti i mezzi di velivoli in generale, che appunto sono quelli che regolano tutte le varie attività e che ci danno sicurezza quando ne voliamo. Ecco, che poi noi tra l'altro eravamo insieme nel momento dell'atterraggio qualche giorno fa, quando è arrivato. Diciamo che l'allestimento
allestimento della Cittadella possiamo dire, Lina, che è iniziato anche con noi, perché noi eravamo qua proprio di mattina prestissimo quando è arrivato l'elicottero. Ovviamente nei nostri TG ve l'abbiamo già mostrato. Allora io per il momento chiuderei qui il nostro primo collegamento, ovviamente vi rimando poi ai prossimi collegamenti per vedere anche tutto il resto di quello che è la Cittadella alpina in questa sezione dedicata all'esercito, ma anche nell'altra dedicata all'Associazione Nazionale Alpini Protezione Civile. Per il momento è tutto. Grazie Luisa, grazie al tuo ospite, grazie a Federico Cibotto, insomma si respira già grande entusiasmo. Noi continuiamo il nostro giro di collegamenti in diretta da Vicenza, poi andremo anche alla cronaca. Vedo l'alpino Lucio Zanato già schierato sul campo insieme a Nicoletta Rizzetto. Sul campo proprio, Lucio, ti vedo come sempre in mezzo alla natura. Comandi, buongiorno, siamo alle porte di Vicenza, siamo praticamente all'Anconetta, che per chi arriva da Treviso è sostanzialmente dopo la curva a gomito, venendo dalla Postumia direttamente all'interno di Vicenza. Mi trovo qui perché qui c'è un accampamento davvero particolare, perché avvicina gli alpini padovani, in particolare del gruppo di Teolo e di Vo Euganeo, agli alpini invece del Comelico Superiore, quindi facciamo un viaggio dai colli euganei fino proprio alle montagne, alle Dolomiti, insomma alla montagna veneta. Allora, tanto per farvi vedere, come sempre sono accampati i nostri alpini. Oggi naturalmente, ieri sera è stata la prima grande sera di festa, qui sono arrivate 70 persone, perché poi il bello dell'essere alpini è la condivisione, quindi i vari gruppi si invitano a cena, fanno come si dice compagnia, e quindi poi cantano fino a tardi. Quindi questa mattina c'è praticamente il risveglio a quest'ora, sono le 11 e poi sappiamo insomma che la giornata comincia alle 11 e non si sa mai quando finisce, però noi siamo venuti per farvi vedere non solo questo, ma anche per incontrare proprio gli alpini veri e propri. Allora io entro, tanto buongiorno, e cominciamo con uno dei padroni di casa, ovvero il capogruppo degli alpini di Vo e Vo. Ecco, allora intanto capogruppo, come sta andando e poi i suoi alpini qui come si stanno comportando? Posso dire che siamo contenti in quanto che abbiamo del bellissimo tempo, va bene, a differenza dell'anno scorso a Udine che abbiamo preso tanto di quella pioggia che insomma comunque sta andando bene tutto. Ecco, voi avete scelto di non essere proprio vicinissimi alla città, però vi siete attrezzati. Ci siamo attrezzati perché abbiamo tutta l'attrezzatura adatta per fare questo campeggio, di conseguenza noi e anche poi i trasferimenti verso il centro, perché devi sapere lì anche qui ci sono molti più alpini, ma molti, soprattutto i giovani, sono già andati, giusto? Scampano, vanno a divertirsi un po' fuori, vedere un po' come si Vicenza, anche per visitare Vicenza, insomma, ecco, è l'occasione buona, anche se siamo vicini, non siamo tanto lontani da Vicenza, addirittura abbiamo i stessi chilometri noi da Vo, gli stessi chilometri venire a Vicenza che non andare a Padova, la stessa cosa. Quindi, ecco, ma venga con me un attimo qui fuori, perché devo farti vedere una cosa, Lina, scusate se mi abbasso, ma poi mi si prende la penna. Guardate come si sono attrezzati, Questo qui cosa fate? Lo tenete proprio per le adunate? Per le adunate, sì, lo portiamo, abbiamo i camion, carichiamo tutta la roba, i gazebi, tutti i capannoni e di conseguenza portiamo anche il resto, insomma. Ecco, diciamo che la tradizione di birocci di una volta è cambiata, sono diventati molto più ecologici, ma soprattutto molto più utili anche, sì, no? Esatto. Qui praticamente cominciate a pedalare, in poco tempo siete in centro e poi vi ritrovate. Tornando a noi, aspetta che torniamo perché siamo un po' in controluce, tornando a noi, quanta gente ha ritrovato come in ogni adunata? Dice dei nostri? Ma in genere, di gente che... Lei, allora, intanto per quelli che sono a casa, quando è che ha fatto il servizio militare? Dove l'ha fatto? Io l'ho fatto, ero sergente degli alpini a San Daniele del Friuli, comando truppe carniche. Ho fatto il corso sottufficiali e poi mi hanno mandato a San Daniele del Friuli. Ma parliamo del 60,
di conseguenza ho i miei anni addosso. Però voglio dire, è stata un'esperienza ed è un'esperienza che rimane per tutta la vita. Per tutta la vita, e non abbandono mai, anche perché ho del sangue friulano, insomma. Ecco, ma il corso sottufficiali dove l'ha fatto? A Foligno? A Aosta. Giusto, perché è giusto alla SMA, sì. Sì, io penso sempre ad Artiglieta, sa com'è? Sì. E quindi i nostri li facevano a Foligno. Esatto, noi alla SMA di Aosta. E di quel tempo cosa ricorda? Tantissimo ricordo, sempre ricordi vivi, perché ti ricordi quando abbiamo fatto la marcia alla Tuil, cioè al piccolo San Bernardo, insomma rimangono sempre vivi quei ricordi, non so perché. E quanto abbiamo sofferto anche, perché allora si soffriva, insomma, non c'erano mezzi e via di seguito, si faceva di quelle marce che non finivano più, coi sudori che grondavano dal cappello addirittura. Questo. Però poi la soddisfazione di arrivare e soprattutto il fatto che era grandissima. Questo poi ti formava per la vita. Esatto, quello che oggi purtroppo i giovani non hanno. Ecco, come potremmo riuscire noi a trasmettere ai giovani questi valori alpini, secondo lei? La nostra iniziativa che stanno facendo adesso gli alpini è coi campi scuola. Io ho un nipote, va bene, che ho mandato al campo scuola, va bene, è già il secondo anno che ci sta andando ed è entusiasta perché là ha trovato quello che lo soddisfa, cioè che si alzano presto la mattina, che vanno a fare la marcia, hanno visitato No, ma mi dica una cosa, ma il cellulare glielo levano? No, glielo tolgono. E non protestano? E non protestano, anzi sono venuti via che erano felicissimi. Vuol dire alzarsi su alle 4 del mattino, giovani che hanno 16-17 anni, va bene, alza bandiera, zaino in spalla e su sull'Ortigara. Oppure a Cima Grappa, le hanno fatte tutti i monti, erano a Bassano del Grappa, nella caserma di Bassano di Grappa, e insomma erano soddisfattissimi. Ecco, ma poi a casa come l'ha visto suo nipote? Cambiato, migliorato, più attento, più responsabile? Vediamo i risultati a casa. È diventato più uomo. Ecco, poi vado, perché qui poi avete anche il Comelico Superiore, abbiamo detto prima, però prima volevo capire un'altra cosa. Voi invece come gruppo Teolovo come vi siete organizzati? Perché voi avete anche passato dei momenti davvero difficili qualche anno fa. Posso dirle che quei momenti là del Covid, va bene, siamo stati gli unici addetti a servire quello che necessitava il comune di Vo, perché eravamo proprio chiusi, e di conseguenza il sindaco ci ha pregato: datemi una mano perché qui le cose sono gravi, e noi tutte le mattine eravamo là presenti per servire di quello che necessitava il comune, cioè siccome c'erano le guardie e la polizia nei dintorni, allora dovevamo servirli, portarli, insomma tutto quello che si poteva fare siamo sempre stati a disposizione, noi alpini. Appunto, questo volevo dire, cioè lo spirito alpino significa servire gli altri, soprattutto nei momenti di difficoltà. Esatto, quello che ho sempre ritenuto di fare io, servire gli altri. Ecco, di quei giorni cosa ricorda? Di quei giorni cosa ricordate? Dei giorni tristi, innanzitutto perché mi è venuto a mancare subito il primo che è morto a Vo, era un alpino, va bene, e mi è venuto a mancare proprio un grande amico mi sono meravigliato anch'io come è mancato, in pochi giorni è morto. Senta, che cosa ci ha insegnato anche in termini di organizzazione? Però voi avete imparato molto, perché lì o si era organizzati o si andava avanti come un orologio o si moriva nel loro senso, perché si veniva infettati. Organizzati, quello che necessitava al momento si faceva, insomma, ecco. Però bisogna farlo con attenzione, però. Sì, senz'altro, la mattina si andava in municipio, va bene, e da lì si ripartiva quello che erano i nostri ordini e dove dovevamo andare e fare quello che dovevamo fare, insomma, ecco. È un po' come dire, quando si doveva muovere per raggiungere gli obiettivi. Esatto. E l'obiettivo l'abbiamo raggiunto comunque, perché adesso siamo di nuovo tutti qui e tutti assieme. Tutti assieme, sì. E qui siamo più in allegria, insomma, ecco. Ecco, torniamo a atmosfere più allegre. Grazie. Adesso invece ci spostiamo per il Comelico Superiore, perché abbiamo un'altra cosa. Non so, posso andare avanti? Mi dicono di sì. Ok, vado avanti un attimino, poi oppure andiamo avanti. Allora, intanto facciamo un salto, passiamo diciamo così, dagli
dei Colli Iberici passiamo invece sulle nostre montagne, al Comenico Superiore, quindi praticamente i confini. Allora, intanto buongiorno. Buongiorno. Però volevo anche il capogruppo io. Il capogruppo, eccolo qua. Allora, mi trovo con il capogruppo che è Marco De Martin Pinter, giusto? Esatto. E poi Graziano Martini, che sono i due rappresentanti del Comenico Superiore. Perché li ho voluti qui? Perché oltre a partecipare alla donata, loro qui stanno organizzando un momento davvero importante, però per il 7-8 settembre. Lo vogliamo un po' annunciare ai nostri amici alpini e non solo, che avete intenzione di organizzare? Il 7-8 settembre ci sarà il pellegrinaggio al Passo della Sentinella. È un pellegrinaggio storico perché i primi risalgono addirittura, il primo risale al 1919. Ecco, ricordiamo dov'è il Passo della Sentinella, perché voi lo sapete, ma il resto del Veneto magari esatto, no. Provincia di Belluno, sul confine con l'Austria, con l'Alto Adige, in provincia di Belluno, Comenico Superiore. Questo è un pellegrinaggio che abbiamo ripreso nel 2011, era un pellegrinaggio storico perché il primo è stato fatto nel 1919 appunto dai reduci, dai Mascabruni, che erano gli alpini del capitano Sala e di Italo Lunelli. Ecco, diciamo che stiamo parlando di un'altitudine di 1228 metri? No, di 2717 metri. Ecco, ho sbagliato il numero, mi sono segnato male. Insomma, voglio dire, siamo quasi 3000 metri. 3000 metri, difatti le cime che loro hanno, i Mascabroni allora per conquistarlo hanno fatto, erano cime da 3000-3100 metri, hanno passato tutto l'inverno lassù, dal 31 di gennaio sono partiti a Forcella Giralba, arrivando sul Passo della Sentinella il 16 aprile del 1916. Ecco, che temperature c'erano? Meno 35, meno 40. Ecco, giusto... con 25 metri di neve, il secondo inverno più nevoso del secolo. Ecco, giusto per dire quello che abbiamo sentito prima con Luisa Bertini, no? Il fatto che i nuovi alpini sono organizzati per poter vivere con tute a meno 35, meno 40 gradi, questi le tute non le avevano e sono vestiti lo stesso. Avevano qualcos'altro di forte. Erano dei... Poi questa cosa del caffè? Il caffè lo facevano come potevano, sicché utilizzavano lo stesso caffè 20 volte, giusto perché uscisse non acqua ma qualcosa di un po' più saporito dell'acqua. Ecco, voi avete intenzione quindi 7 e 8 settembre di organizzare questo pellegrinaggio, che significa, lo diciamo velocemente perché devo passare la linea allo studio. Pellegrinaggio, ci troviamo quest'anno, il pellegrinaggio sarà solenne, quindi con la partecipazione dell'Avaro nazionale, del Presidente nazionale, del Consiglio direttivo nazionale, nonché di tutte le sezioni d'Italia. E andrete su il sabato? Il sabato ci sarà la messa su l'onore ai caduti, abbiamo organizzato, già da qualche anno c'è la salita, chi vuole salire a piedi, e poi c'è anche l'elitrasporto, quindi c'è l'elicottero per chi vuole può usufruire di questo servizio. Mentre la domenica? La domenica ci sarà una sfilata tra il paese di Dosoledo e il paese di Padola, con la cerimonia finale, ecco, una sfilata un po' in un ambiente agreste, molto spettacolare. E chi vuole partecipare cosa fa? Deve iscriversi? Come funziona? No. Partecipare e basta. Basta partecipare. Quindi ci si trova dove? Ci si trova a Dosoledo e poi da lì si fa gli onori ai caduti a Dosoledo e poi si va a Padola con tanto di fanfare e robe varie. Insomma. Bisogna essere un po' attrezzati, però non si può mica andare in ciabattine. Beh, in ciabattine no, però la strada è asfaltata, è una strada statale. Per il sabato bisogna essere attrezzati. Il sabato bisogna essere non solo attrezzati ma anche allenati. Se no c'è l'elicottero e va bene tutto. Va bene, mi pare di avervi raccontato tutto. Qui dalla zona dell'Anconetta per il momento è tutto, restituisco la linea. Grazie Lucio Zanato, Nicoletta Rizzetto, grazie agli alpini che vediamo così numerosi, lo abbiamo detto, 400.000 addirittura le presenze previste in città in questi 3 giorni. Continuiamo il nostro giro di collegamenti, andiamo da Ferdinando Garavello e Edoardo Alberti che sono agli accampamenti. Ferdinando, vedo già del fumo che promette bene alle tue spalle. Buongiorno, allora cominciamo questo racconto dagli accampamenti, questo è un accampamento cosiddetto spontaneo e gli amici
stanno accendendo il fuoco, sono già pronte le salsicce, hanno già fatto un paio di brindisi, ma quello che vogliamo farvi vedere da qui, perché si stanno preparando proprio per noi, c'è una fanfara che si sta preparando proprio per suonare per noi. Ma allora, finché non sarà pronta la fanfara, che vediamo che stanno arrivando e si stanno mettendo in posizione, ci hanno detto che è andata avanti fino a questa notte la festa, quindi ci vorrà qualche istante, però intanto li facciamo vedere che si stanno preparando proprio. Quando volete, noi sono pronti, intanto andiamo a far vedere che cosa succede qui in cucina, perché la convivialità parte sempre dalla cucina. Allora vieni Edoardo, finché qui il fuoco si prepara, noi torniamo. Vieni, allora. No, c'ho una figlia che rompi con... Allora, vediamo che questa modalità è piuttosto inusuale di versare, ma l'importante è quello che c'è dentro nel bicchiere. Ma sì, ma ecco. Il vino buono lo bevi solo qua dentro. Quello che spelli te lo bevi di nuovo. Capito? Abbiamo capito perfettamente. Allora, qui dicevamo che ci sono gli alpini da varie zone, ma soprattutto qui si viene da Biella. L'anno prossimo tocca a voi, ma abbiamo venga. Sappiamo che dobbiamo parlare con lui, perché dicevamo l'anno prossimo tocca a voi. Adesso siamo in diretta con Antenna 3, quindi l'emozione di essere qui e di sapere che l'anno prossimo tocca a voi. È un'emozione forte, anche perché diciamo che noi Biella eravamo candidati nel 2000, che l'abbiamo persa contro Catania. Quest'anno l'abbiamo persa contro Vicenza e il prossimo anno fortunatamente ce l'è andata. Sono 24 anni che stiamo aspettando di avere la Dunata e ce l'abbiamo fatta, quindi sarà un'emozione forte e soprattutto dovremo darci un sacco da fare anche noi, perché avremo molti servizi da fare. Si sono dati da fare qui a Vicenza, vi sembra che finora sia tutto a posto? Vabbè sì, l'organizzazione ormai è una cosa rodata, di conseguenza poi noi ci autogestiamo molto, di conseguenza insomma, però sì, Vicenza ci ha dato molto come servizi, come altre strutture che hanno piazzato in giro per la città, sì. Vi è piaciuta Vicenza? Ci eravate mai stati? Vicenza c'ero già stato in periferia, non ero mai entrato in centro, il centro è stupendo, forse uno dei più bei centri che abbiamo visto. Allora, noi lasciamo i nostri amici di Biella a organizzare il pranzo, speriamo che poi magari salti fuori un pezzettino di salsiccia anche per chi lavora di confronto. No, noi siamo qui fino a questa sera, loro lavorano per voi, facciamo passare l'acqua per la pasta. Quindi dall'acqua per la pasta noi andiamo alla fanfara che si sta preparando. Vi ricordiamo, hanno suonato fino a questa notte, quindi sono qui solo per noi. Presentatevi. Dov'è la presidente della fanfara? Venga qui. Allora, questa è una cosa, la mia fanfara, si chiama Itinerante La Piola, guardate. No, purtroppo non c'è, eccola qua. Succede, capita, il bello della diretta. Diteci chi siete, da dove siete? Biella, La Piola, poniamo, basta. E suonerete domani allo sfilamento? Assolutamente, alle 11 siamo in sfilata e questo pomeriggio con la fanfara? Vi prolungo però questa, ok. Benissimo. Questo pomeriggio invece siete itineranti? Sì. Benissimo. E adesso siete qui per noi, quindi lasciamo spazio per voi.
Ci sta un applauso, sta arrivando, non so se 10:30, ma sta arrivando anche un mezzo. Vieni, andiamo a sentire se volete. Intanto noi arrivate, che cosa portate? Biella. Quindi dicevamo tocca a voi l'anno prossimo. Certo, tocca a noi, meno male. Meno male perché? Perché faccio festa, 8 giorni, 10, 15. Da quando siete qui? Da martedì. Com'è Vicenza? Va benissimo, perfetto. Sì, poi ce lo fate fare un giro sul trattorino. E allora Edoardo, torniamo alla musica che poi facciamo un giro. Noi vi cediamo la linea a questo punto, poi torneremo con gli amici di Biella. Grazie Ferdinando Caravello, grazie agli alpini che hanno suonato per noi. C'era qualche problemino tecnico, adesso vedremo di aggiustarlo. Allora, ancora dagli alpini andiamo in diretta dal nostro Omar Costantini che si trova con Tommaso Migot tra la gente. Buongiorno Omar. Eccoci qua, siamo all'altezza innanzitutto un cordiale buongiorno anche agli amici di Antena 3 che ci stanno guardando in trasferta per quanto mi riguarda oggi da Udine qui a Vicenza. Siamo all'altezza di Corso Palladio con Corso Fogazzaro, come potete vedere le immagini parlano da sole, una marea umana infinita si sta riversando lungo Vicenza anche da queste parti e allora andiamo subito a sentire un po' le prime impressioni. Buongiorno, allora si sta divertendo? Bellissima, bellissima festa, fantastica, giornata stupenda. Da dove arriva lei? Noi siamo qua vicini da Isola Vicentina. Insomma, a un tiro di schioppo. Esattamente, siamo proprio vicini. Bene, buona giornata. Buona anche a lei. Allora sentiamo qua, vediamo da dove arriva. Noi arriviamo da De Monte, in provincia di Cuneo. Ecco, dove ha fatto il militare lei? Io l'ho fatto a Tarvisio, 8° reggimento alpini. Dalle mie parti, insomma, perché sono friulano, però oggi in trasferta. Invece di Cuneo sono andato a finire all'8°. Vedete, io l'ho fatto a Cuneo, a Fossano. Ci siamo scambiati. Ci fatto il scambio. Senta, si sta divertendo? Sì, come al solito, bella donata, tantissima gente, c'è un po' di movimento. Certo. Bella donata, come al solito. Ho visto che ha fatto adesso la pausa perché non ci si può neanche fermare, no? Sì, un attimo ci siamo fermati e adesso riprendiamo la passeggiata. Sentiamo anche gli altri suoi compagni di viaggio. Sempre da Cuneo anche lei? Io ho fatto il militare a Cuneo, secondo alpini, ed ero sergente di fureria. Certo. Ho fatto la scuola militare ad Aosta, alla Cesare Battisti. Che strumento ha? Questo abbiamo i piatti per la banda, c'è il tamburo, i piatti, sono le percussioni. Certo. Quando era in fureria aveva tempo, insomma. Quando avevo in fureria giocavo a tennis, che avevo un maestro di tennis che mi insegnava, avevo tanto tempo a disposizione. Sì. Quante adunate già ha svolto fino adesso? Adunate una trentina, dal 71 in poi. Possiamo dire che le adunate cambiano la location ma il divertimento rimane intatto? Più o meno sono sempre le stesse, il tran tran è sempre quello, canti, tanta musica, tanta amicizia
e avanti così. Allora, un piatto ce l'ha lei, l'altro piatto ce l'ha il suo collega, da dove arriva? Ecco, Cuneo. Dove ha fatto svolto servizio? A Mondovì, ho fatto il corso Lecce, Cesano di Roma e poi Mondovì come ufficiale. Come mai lei tiene il piatto da una parte e lui? Numero uno, perché pesa troppo, quindi comunque tutto bene, adunata bellissima e anch'io ho fatto una trentina di adunate e diciamo che l'unica che ci ha lasciato insoddisfatti è Rimini, il resto tutto bene, tutto a posto. E viva gli alpini allora. Grazie, buona adunata anche a voi. Allora continuiamo, vediamo da dove arrivate. Come? Da dove arriva? Vicino a Vercelli, Borgo Sesia. Ecco, dove ha svolto il servizio militare? Aosta e Padova. Torna da queste parti? Sì. La signora dove ha svolto il servizio militare? Non l'ho svolto il servizio militare. Lo fa a casa lei? Esatto, 365 giorni all'anno. Ma chi ha i gradi di maresciallo, suo marito o lei? Lui. Però comanda lei? Ha indovinato. È così che si fa. Ha messo sui calzoni anche lei subito. Buona donata allora. Allora andiamo avanti, vediamo qui altra gente, vediamo da dove arrivano. Eccoci qua, Bondi, da dove arrivate? Da provincia di Udine. Ah, Furlans. Di queste zone di Udine? Zone di Udine, sì, siamo di Flumignano, zona Palmanova, Codroipo, Napoleonica. Al Medio Friuli. Medio Friuli, bravo. Sì. Si steso divertente? Benissimo. Organizzazione. Perché grazie per Furlans. Hai capito, sin ben, sono ben organizzati, noi siamo in camper, abbiamo avuto un bel parcheggio, quindi bravi quelli di Vicenza, siamo veramente contenti. Ecco, sì. Da quanti giorni che qua? Noi abbiamo fatto abbiamo fatto un giro un po', siamo andati a Bassano del Grappa, siamo andati sul Grappa, Valdobbiadene, abbiamo fatto tutto un giro e dopo siamo arrivati ieri, sì. E domani tornersi da Udine? Domani sera, sì, dopo la sfilata. Certo. Alle 16 siamo lì a sfilare, che la roba più bella è sfila. Ecco, ma che mi chiama una curiosità, sì. Prima da sfilare come sarai, disegna il suo programma. Allora, usniota l'inaiuto delle fanfaris sul stadio, che le fanfaris sono le robe sacre anche per noi alpins. Domani mattina domani mattina stiamo tranquilli, dopo lì in ammassamento, perché verso le 2 si va già in ammassamento, lì si chiama in amici, si chiama il mio gruppo Sant'Andrea Flumignano e quindi ci troviamo lì e facciamo festa. Tornando dalla Marilenga torniamo alla lingua italiana, no? Adesso giustamente che non di Chiesa il fa sfadura a Sentino, però giustamente essendo dal territorio. Dove ha svolto lei il servizio militare? Beh, io l'ho fatto alla Di Prampero, proprio a Udine, sì, trasmettitore alpino di Prampero. Ho girato, però ho fatto un mese a Bassano, un mese a Tolmezzo, insomma abbiamo girato, abbiamo fatto il corso sci a Sappada, bellissimo, una bella avventura quella di Sappada, 2 settimane a sciare, bello. Bene, complimenti e poi Grazie, Mandi, arrivederci. Mandi. Allora andiamo avanti, vediamo qua altre penne nere. Bondi, da dove arriva? Buongiorno, da Montebello, sono qua vicino, sì. Ecco, dove ha svolto il servizio militare? A Feltre, terzo 89. Com'è stato quel periodo? Ah, bellissimo, un sacco di amici, ci troviamo ogni anno. Ci siamo visti 15 giorni fa e ci siamo presi avanti. Vedo che vi state prendendo un po' tutti avanti. Certo, tantissima gente, bella gente. Curiosità, lei riattiverebbe la possibilità di dare ai giovani magari la possibilità di fare un anno di NAIA, però chiaramente in chiave moderna, nel senso più per il servizio civile, no? Certo, sicuramente sì, farebbe bene ai giovani, alle famiglie e creerebbe un bel gruppo. Bene. Complimenti e buona donata anche a lei, grazie. Allora vediamo qua altri gruppi alpini, da dove arriva? Dall'Abruzzo. Dall'Abruzzo, sì. Ha fatto servizio in Abruzzo o da questa parte? Sì, in Abruzzo, all'Aquila. Ecco, dunque era ottavo, no? Settimo 87. Settimo 87, sì. Ecco. E la festa degli alpini rimane sempre indelebile, no? È sempre la più bella che rimane in Italia, la cosa più bella, sì. Ecco, una cosa importante è tenere vive, no? Queste tradizioni. Questo rimarrà sempre, speriamo. Bene, buona donata anche a lei. Vado a sentire anche Anna Petrò.
Pretoro, sì, provincia di Chieti, in Abruzzo. Anche lei ha svolto servizio poi in Abruzzo o si è trasferito? Io sono stato a Tarvisio nell'81, quarto 81. Si è divertito, immagino? Sì, abbastanza. Dov'era, l'Italia o sotto? La Marmora. Prima era Battaglione L'Aquila, poi è passato alla Battaglione Gemone. Maindaur. Come? Maindaur. Perché il motto del Gemone è Maindaur. Sì. Va bene, quindi è una cosa che rimane al cuore, l'alpino. Da ieri pomeriggio. Siamo a dormire a Piani B, qua vicino. Poi ripartiamo domani a pranzo, appena finito la sfilata. Facciamo la grande sfilata. Complimenti e buona donata. Sentiamo anche il suo collega qua di reparto. Anch'io vengo dall'Abruzzo, quindi ho fatto il militare all'Aquila, al battaglione Alpini L'Aquila. E poi sono stato un mese a Chiusaforte, qua in Friuli. È venuto a prendere il fresco? Sì, un mese di corso ho fatto, quindi solo per venire a fare il corso e poi me ne sono tornato giù. Però vedo che ritorna volentieri. Sì, questo sempre, ce l'abbiamo nel sangue, purtroppo ce l'abbiamo nel sangue. Grazie, complimenti. Allora facciamo ancora 2 battute al volo. Ecco qua, il signore Bergamo. Come andiamo? Bene, benissimo. Dove ha svolto servizio? Sinandolo. Ecco, e torna volentieri da queste parti. Certo. Noi veniamo da Bergamo, noi. Complimenti e buona sfilata. Per il momento da Corso Palladio è tutto, ripasso la linea allo studio. Grazie a Marco Stantini, grazie a Tommaso Migot, davvero divertenti queste e significative queste interviste. Adesso andiamo in un luogo simbolo poco lontano da Vicenza, eccolo qua Alex Giuliano sul ponte di Bassano, il ponte degli Alpini insieme a Renzo Rigon. Ciao Alex, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Come vedete, insomma, siamo letteralmente invasi. Il ponte degli Alpini a Bassano è preso d'assalto. Siamo qui con Renzo Rigon, c'è un entusiasmo incredibile. La festa qui è cominciata già questa mattina presto e come potete vedere si fa addirittura fatica a passare. Noi adesso chiediamo a un'alpina molto particolare perché Sabrina, buongiorno, lei sta intrattenendo e allietando insomma tutti i turisti e gli appassionati e gli alpini presenti qui sul ponte con la sua fisarmonica. Allora, da dove vieni e dedicaci chiaramente un brano per noi di Antenna 3. Vengo da San Zenone degli Ezellini, provincia di Treviso, e vi dedico Amici miei. E allora ascoltiamo Amici miei. Quando ti prende la malinconia, questa canzone canta insieme a noi. La tua tristezza poi se ne andrà via e sentirai in noi gli amici tuoi. L'amicizia, sai, è una ricchezza, è un tesoro che non finirà. Metti da parte questa tua tristezza, canta con noi, la tristezza passerà. Amici miei, sempre pronti a dar la mano, da vicino, da lontano, questi sono gli amici miei. Amici miei, pochi e veri amici miei, mai da solo in mezzo ai guai, questi sono gli amici miei. Questi sono gli amici miei. Ecco i miei amici. Allora,
Questi sono gli amici, sentite che cori da stadio, cori da alpini. Questi sono gli amici delle Penne Nere. Noi prima di restituirvi la linea, vediamo, qui abbiamo la Brigata Cadore, Brigata Alpina Fanfara Cadore. Sì, del Belluno. Oggi qui a Bassano, ma domani a Vicenza. Adesso andiamo a Vicenza. Ah, già subito, la festa deve partire subito. Noi adesso, ancora in compagnia di Sabrina, ci avviciniamo verso il centro del ponte, dove magari si uniscono due fisarmoniche. Vediamo se riusciamo a imbastire qualcosa insieme. Vediamo, due fisarmoniche, tutto rigorosamente improvvisato, in diretta, come è bello che sia e come è giusto che sia. E da Bassano, dal Ponte degli Alpini, solo per il momento è tutto, vi restituiamo la linea. Fantastico Alex, fantastico, davvero bellissima, bellissima. Gli alpini sono musica, sono cori, sono canti. Andiamo subito, allora vediamo, Carlo Inghilleri dovrebbe esserci adesso collegato per noi. Eccolo qua, lo vediamo. Carlo, a te con Simone Merlo. Eccoci qua, io sono con gli alpini della nuova generazione, i piccoli alpini, eccoli qua. Ciao, come ti chiami? Vittorio. Vittorio, e tu come ti chiami? Francesco. E Francesco, sono tra Vittorio e Francesco. Signori, gli alpini della futura generazione, e poi ci sono quelli invece che della vecchia generazione. 60 anni fa ero a Belluno. 60 anni fa era a Belluno. 60 anni a Belluno, sì. Dopo del Vajont praticamente abbiamo visto un po' tutto, ecco. Tutta la storia degli alpini dopo il drammatico cosa del Vajont. Sì. Ecco, praticamente... Gli aiuti degli alpini, i famosi aiuti che hanno portato gli alpini. Praticamente a un certo punto è mancata la luce. E tutto su un colpo è diventato buio, Belluno è andata in tilt praticamente. Tutto sommato è stato un disastro, è stato un momento un po' drammatico. Allora tutti quanti ci siamo riuniti e il mattino dopo tutti siamo andati. Praticamente per diversi giorni c'è stato un disastro che tutto è andato al piave poi. Raccogliere le macerie. Abbiamo fatto, io ero nell'ufficio servizi, abbiamo fatto un anno per considerare tutti gli attrezzi persi nel Vajont. Allora, avete visto, gli alpini, e lo sappiamo, sono quelli che vanno dove ci sono i problemi, dove ci sono i disastri, ma che poi sanno anche festeggiare. E qui c'è un festeggiato d'eccezione perché si sposa. Questo è un alpino che si sposa. Purtroppo capita anche nelle migliori famiglie. Forza e coraggio. Allora, qual è il matrimonio? Il 1° giugno. È venuto qui a fare festa e ad ubriacarsi prima di sposarsi? Ubriacarsi no, naturalmente. Sta facendo... Me l'hanno detto gli amici. Io sono l'ultima dunata. L'hanno detto gli amici. Sono gli amici che dicono tutto. Dopo non deciderà più niente. Si dice che gli alpini si ubriacano. No, certo, no, ma è lui che si sposa. Lui si sposa e mi hanno detto gli amici che adesso deve festeggiare. Così no. No, certo, no, ma sono gli amici qua dello sposo che dicono che adesso deve bere. Sì, questo è vero. Adesso hai capito. Allora, quindi insomma, quando è il matrimonio? 1° giugno. Se volete siete invitati, così abbiamo la copertura. Così almeno saremo in diretta. Bene. Poi ingrandirà la famiglia e nasceranno tanti altri piccoli alpini come questo. Bravissimo. Viva la festa, viva gli alpini. Viva gli alpini. Viva gli alpini. Viva gli alpini, eccolo qua. Allora, noi vi salutiamo, qui la festa continua.
Viva l'Antenna 3! Ciao, arrivederci. Ecco, avete visto, questa è la festa che continua. Io direi che con questa festa, con tante storie di vita che si intrecciano, vi passiamo la linea e continuiamo a raccontarvi la Dunata Nazionale degli Alpini da Vicenza con tanta allegria. Grazie Carlo, grazie Simone Merlo che è con te per la parte tecnica. Noi saltiamo da un collegamento all'altro, ma c'è così tanto da vedere a Vicenza, poi andremo anche alla cronaca. Intanto andiamo, se è pronta la nostra Luisa Bertini, vediamo se intercettiamo il collegamento con Luisa che è con Federico Cibotto. Eccola qua dalla Cittadella degli Alpini, sempre con la sezione ANA Protezione Civile. Ecco a te Luisa. Sì, buongiorno. Qui ovviamente è una fiumana di persone che vengono a visitare anche tutti i mezzi della protezione civile dell'ANA. Anche qua vi faremo vedere poi di settore in settore tutti gli allestimenti. Intanto io sono in compagnia del responsabile di questo settore, Stefano Ravenna. Siamo nella zona dei macchinari, come si chiama? Dei macchinari, delle macchine in movimento terra, delle piattaforme elevatrici, delle attrezzature che usiamo in ambito calamitoso, idrogeologico, dissesto idrogeologico e alluvionale. Ecco, ci può un po' descrivere qui cosa vediamo, che cosa stanno facendo, anche perché vediamo anche tanti bambini, quindi pazienza da vendere immagino anche in queste giornate oltre la fatica. No, ma abbiamo scelto apposta questa formula, cioè di non avere le isole solo come le isole statiche solo come visione, ma di coinvolgere bambini e ragazzi a provare le nostre attrezzature. E come vedete i volontari sono appagati, i ragazzi si divertono. Ecco, queste piattaforme in modo particolare che adesso Federico Cibotto vi sta mostrando, a che cosa servono, in che modo vengono usate, in quali circostanze? Allora, queste servono a noi per fare tutte quelle attività legate al settore idrogeologico, in ambito alluvionale o nei fortunali trombe d'aria o grandi nevicate. Ci permettono di andare a o liberare piante e alberi, a portare il personale che taglia piante e alberi in particolari posti, magari in altezza o spostati rispetto al piano di lavoro, e nel caso del trombe d'aria per poter arrivare sulle coperture andare a ricoprire con i teli quelle coperture danneggiate dal vento. Ecco, mentre ci spostiamo le chiedo anche se siete intervenuti qui nel Vicentino, perché purtroppo ad esempio per quanto riguarda le alluvioni tra fine febbraio e inizi marzo sappiamo qualcosa, per quanto riguarda le trombe d'aria anche, quindi volevo semplicemente sapere se anche queste attrezzature hanno partecipato qui a quello che è stato l'intervento. Non nello specifico queste di Movimento Terra, ma nel Vicentino un mese e mezzo fa circa, quando c'è stata l'alluvione di un mese e mezzo fa, ci hanno messo in campo con l'idrovore, cioè l'alto pompaggio, l'idrovore che ci permettono di togliere l'acqua in tempi molto rapidi, hanno capacità di pompaggio molto grandi e ci permettono di togliere l'acqua in tempi molto brevi, e sono quelle macchine che magari adesso camminando vi portiamo a far vedere. Intanto descriviamo un attimo, qua vedo dei tronchi, vedo dei bambini che stanno sperimentando anche i macchinari, qua invece dove ci troviamo e a che cosa servono? Questa è l'isola del Movimento Terra, in questo momento le macchine sono configurate con delle pinze da tronchi e macerie. Nella macchina quella grigia è una pinza per legname, mentre la macchina quella rossa ha una pinza per macerie e detriti. Queste macchine vengono usate dai volontari per liberare ponti, strade, scantinati, grandi garage di condomini. Hanno anche quindi possono essere anche dotate di benne per levare il fango. Ecco, lei diceva
diceva che adesso ci sposteremo nella parte, diciamo, che è stata operativa durante l'alluvione, perché ricordiamolo, oggi ovviamente è una grande festa, sarà una 3 giorni di festa, però ricordiamo che dietro c'è un grandissimo lavoro e appunto a 365 gradi e per 365 giorni l'anno. Adesso qui noi ci spostiamo nella zona sommozzatori, vedo qua la zona sommozzatori, allestimento, addirittura c'è anche una piscina qua. Sì, allora loro si chiamano sommozzatori a salvamento proprio perché vengono utilizzati in ambito alluvionale, specialmente più come salvamento fluviale, non come sommozzatori, per arrivare con le barche nelle abitazioni, quelle sommerse, e poter portare in salvo le persone che sono rimaste intrappolate nelle case e non possono uscire visto che hanno l'acqua e non gli permette di poter uscire e venire via. Quindi anche in Emilia Romagna sarete intervenuti, immagino? In Emilia Romagna siamo intervenuti con una squadra, erano dotati di quegli idrocostumi che vedete qui davanti, con i gommoni, si muovono in campo fluviale, quindi all'interno di strade allagate, l'idrocostume li protegge dall'acqua, arrivano alle case, caricano sui gommoni il personale e poi lo portano al di fuori della parte allagata. Ecco, allora ci conduca a vedere le macchine che sono state operative. In che zona le troviamo? Qui qui fronte a noi, vedete? Ecco, qui di fronte, quelle là. Dove c'è questa macchina verde, abbiamo una sacchettatrice che anche questa è stata usata qui a Vicenza, serve per confezionare sacchi di sabbia per arginare le fuoriuscite, macchina che può confezionare 1600 sacchi l'ora. Mentre dalla parte opposta abbiamo le 2 grandi idrovore che sono state adoperate per il deflusso delle acque. Queste dove erano posizionate? Allo Stadio Menti, immagino, in quella zona? Queste ne abbiamo messe una allo Stadio Menti e una era nella zona industriale di Vicenza Ovest. Ecco. Bambini incuriositi, ovviamente ne vedo tantissimi. Ovviamente noi vi porteremo in giro anche in questa sezione dedicata ai mezzi, ai macchinari, alla specialità della protezione civile dell'ANA. Per il momento restituisco la linea, arrivederci a tra poco. Grazie Luisa, grazie al tuo ospite, naturalmente grazie al nostro Federico Cibotto che sta curando la parte tecnica. Andiamo velocemente in pubblicità. Devo ringraziare in regia Alessandro Granziera e Marco Gagliazzo insieme alla nostra Francesca Bozza che sta coordinando i collegamenti esterni. Pubblicità, poi torniamo con Lucio Zanato.